Anche sotto le vacanze ci sono state segnalazioni di esecuzioni immobiliari, di sfratti esecutivi o comunque di disdette problematiche che porteranno probabilmente alla perdita dell'abitazione. A Natale e Capodanno non si sono ridotte, anzi le richieste di aiuto al SUNIA, il sindacato inquilini della CGIL, che pone l'emergenza casa in testa alle difficoltà affrontate in un 2025 non facile. L'anno passato abbiamo avuto un aumento delle situazioni, diciamo, di disdette e di persone che non riescono a trovare un alloggio. Non tutte sono trasformate in sfratti per nostra sfortuna, però tanti sono stati i casi in cui abbiamo dovuto trattare con i proprietari per avere delle proroghe, che abbiamo dovuto valutare tutta una serie di situazioni insieme agli inquilini, quindi diciamo il problema di trovare casa è quello che l'ha fatta da padrone. Diventata marginale dopo la bolla energetica, legata in particolare al gas, la questione delle spese condominiali sono due i principali problemi sul fronte casa. Si fa sempre più fatica a trovare alloggi liberi e gli affitti continuano ad aumentare. Se io vado a vedere il mercato generale, 700 euro non è una cifra alta. Se io vado a vedere quello che si può permettere uno stipendio medio da noi, 700 euro è una cifra molto alta. Devo avere non uno stipendio medio, ma uno stipendio medio alto per potermi permettere un affitto di 700-800 euro. Addirittura alcuni arrivano anche sopra i 1000. Chi si trova in difficoltà anche solo per l'esasperarsi dei rapporti col padrone di casa deve muoversi per tempo, dice Marcon. Molti si rivolgono al sindacato quando è troppo tardi e spesso per rimettere d'accordo le parti sarebbe sufficiente modificare la tipologia di contratto applicando una forma più conveniente al proprietario dell'immobile senza mettere le mani in tasca all'inquilino.